Buonasera amici di Terzo Tempo, ben ritrovati gli argomenti di questa puntata. Gorizia nel caos, via Franti, i risultati non stanno arrivando, faremo il punto, sentiremo le voci dei protagonisti, faremo un punto sull'annata di crisi per il momento della Pro Gorizia, analizzeremo lo scontro al vertice, ospiti Mister Zanuttig dell'UFM capolista e Barbieri dell'ME che insegue il mercato col Chions che fa il colpo forse più importante, arriva Alcantara, torneremo a parlare di Serie D, la caduta del Cernismuzzane, il San Luigi che respira e poi le ultime nomination di novembre. Tutto pronto, arrivano i nostri ospiti, riassunto di giornata. Sigla. È grave questa sconfitta? No, sicuramente non è grave. Ci sono dei momenti in cui approfittare? Sì, era uno di questi. Era uno di questi, no? Quello volevo dire, era proprio uno di questi. Vince grazie al gol di Variola. Al di là del risultato numerico è stato un risultato molto importante. L'UFM può e come accontentarsi del pareggio. I ragazzi di Barbieri giocano meglio, meritavano di più, ma intanto la vetta resta lontana, 8 punti. È giusto dire che oggi ha dominato l'LME o è troppo dire così? No, è giusto perché nel secondo tempo ha giocato solo la squadra di Barbieri. E l'UFM secondo me è un pareggio guadagnato. E là il Tamai però non si ferma. Il Corva espugna 1-0 il Comunale di Via Olimpia di Premariaco, costringendo l'Azzurra di Mister Gregorati al primo KO dopo 8 risultati utili consecutivi. Secondo me l'Azzurra è la squadra più forte che abbiamo incontrato nel campionato di promozione. E allora è festa per il Corva, una vittoria preziosissima. Una vittoria che avevamo bisogno di questa vittoria. Noi abbiamo una squadra molto giovane. Giochiamo con tanti giovani, 2-2008, quindi bisogna farli crescere. Ci dà morale, ci dà spinta. Un Nardi che lo sappiamo che è uno di quei giocatori che sposta gli equilibri. La tripletta sono contento, oggi non stavo in piedi ma è andata bene così. Il risultato di giornata, Imbrea. Fiume. Uguale, lo guardo. Uguale. Jacopo Puntin. Tutto il mezzo. Gorizia c'è una situazione un po' complicata fin dall'inizio. Una situazione complicata e dovremo partire da lì, dall'esonero di Franti, aspettando il nuovo mister, il caso Gorizia, puntata insomma da non perdere anche per gli ospiti che abbiamo. Abbiamo parlato dello scontro al vertice, ben ritrovato da ex opinionista all'allenatore, so che stai meglio dove sei, però non ho mai approfittato per ringraziarti dal vivo, mi manchi come opinionista, ma complimenti per quello che stai facendo, Andrea Barbieri. Grazie, buonasera, grazie. Copertina pensata subito per stimolare Andrea Zanuttig, no? Insomma, diciamo di sì. Diciamo che ho sentito delle cose che non ti piacciono? No. Allora dopo ne parliamo. Ciao mister, benvenuto. Grazie. E per parlare di UFM, uno degli ultimi a vincere, un grande protagonista del passato, adesso mister Denis Godeas, ben ritrovato. Ciao Massimo, ciao a tutti. Perdo pezzi e allora un nuovo opinionista, Stefano Fabbro. Buonasera. Già direttore sportivo Flaibano Codroipo e al posto di Fornasiere stasera niente meno che Stefano De Agostini. Ciao, buonasera. Compito arduo. Compito difficilissimo. Non vi chiedo l'argomento, perché dobbiamo partire dall'argomento, dall'ultima notizia, l'esonero di Franti. Hanno parlato i protagonisti, sentiamo Franti e Bonanno, li abbiamo incontrati questo tardo pomeriggio. Mister Fabio Franti, cos'è successo? È successa una cosa che non pensavamo potesse succedere, perché all'inizio anno la società decideva di riprendere Franti per fare un programma pluriennale con lui e per cercare di costruire di nuovo una nuova Pro Gorizia più forte e più importante. Un po' anche me l'aspettavo e quindi mi hanno comunicato che hanno deciso di svoltare e quindi di lasciarmi a casa. Certe volte si sbaglia, è inutile dire forse anche se sta sbagliato in qualcosa, però
bisogna arrivare certe volte a delle situazioni estreme che dispiacciono molto. Io non ho dormito tutta la notte oggi perché veramente ci siamo lasciati in buonissima maniera con Franti. Perché il presidente Bonanno, devo dire la verità, lui non mancava un allenamento, mai una parola fuori posto, mi è sempre stato vicino, quindi anche se io e lui abbiamo avuto delle annate, qualche scontro, perché ci sta nella vita di avere anche qualche scontro, io in questi 3-4 mesi di Franco Bonanno non posso dire niente. È giusto dire che la Pro Gorizia è in crisi? Beh, se vediamo la classifica mi pare che sia la Palissiano che è in crisi. Abbiamo 5 punti, cosa possiamo fare? Possiamo dire solo che siamo in crisi. Adesso aspettiamo che si riapra il mercato di dicembre, arriveranno almeno altri 3 rinforzi. La rosa era un po' corta per la qualità dell'eccellenza, però lo stesso gruppo non si è mai disunito. Poi diciamo che da metà ottobre in poi c'è stata questa sorpresa dell'arrivo di tanti giocatori stranieri e lì ci ha un po' spiazzato, ha spiazzato sicuramente me, perché trovarmi a allenare 28-30 persone non è una cosa così semplice. Ci sono state delle selezioni, qualcuno è bravo veramente, parlo degli argentini, mentre diciamo gli altri sono dei giocatori normali come quelli che abbiamo anche noi, quindi essere così in tanti, 28, 30, adesso 25, 26, ha portato un po' di confusione. Ecco. Il nuovo allenatore? L'allenatore arriverà fra qualche giorno. Avete già il nome comunque, non me lo puoi dire ma lo avete? No, non abbiamo più di un nome, però punteremo su uno e arriverà penso giovedì. Mi puoi solo dire se è vera la voce fuori regione? No, non so ancora. Ci sono di regione e fuori regione. Ma si è vociferato dell'eccellenza o campana o calabrese, non mi ricordo. Comunque, addirittura anche Mauro Lizzi è uscito come nome. Sappiamo che è uno degli allenatori che è fermo. Comunque, al di là di quello che accadrà in futuro, commentatemi tra quello che avete sentito e qual è la vostra idea che vi siete fatta. Testiamo subito il nuovo opinionista, Fabio. Ma io ho visto un po' di confusione, sinceramente. Confusione fino ad oggi a livello societario. Non dimentichiamoci che a luglio non si sapeva nemmeno se la Pro Gorizia riusciva anche a iscriversi al campionato. E dopodiché hanno cambiato diverse cose, è arrivato il mister, c'era un progetto, poi si sono accorti che il progetto non era all'altezza, cambiati diversi giocatori, adesso arrivano una quindicina di stranieri così in un colpo solo. Sì, io credo che con tutto il rispetto, ma anche per un mister, sia difficile organizzare le cose in questa maniera. Sbagliato o comunque un po', diciamo così, non vorrei usare un termine esagerato, però un po' ingrato esonerare Franti, visto che ci aveva messo... Allora, 5 punti sono pochi, quello lo sappiamo, quindi è evidente, però io dico in questi casi dovrebbe anche fare una riflessione la società, perché è la società quella che deve costruire le cose. Sbagliato esonerare Franti, qual è la vostra idea? Che ti dico, devo dire quello che penso? Sì, se no non ti chiamo più. No, io... A parte che penso che sia quasi, non ci vedo niente di strano, era una cosa che anche quest'estate si sapeva, basta che uno capisca 4 cose, insomma, è tutto limpido. A me dispiace, a me Franti non sta simpaticissimo, però gli riconosco che è un buon allenatore e già il fatto che ci sia andato secondo me ha rischiato lui, perché sapeva che la Pro Gorizia era in difficoltà, non è che ci volesse zichichi, però il fatto che ha accettato, insomma, è uno stimolo anche in quelle situazioni che ci sono state, una situazione difficoltosa. Tu dici che era prevedibile? Ma tutta la vita, è una cosa che si sapeva, mi dispiace perché Perché tutta la vita? Se proprio... Perché basta guardare il roster della squadra, non è che ci voglia... Poi se ci vogliamo raccontare che c'è un progetto dietro, noi ce la raccontiamo, però la cosa vera è che io qualche partita nella mia vita, ringraziamo il Signore, la sto vedendo e la vedo. Io ho visto domenica, sono andato a vedermi una partita di cartello con giocatori forti e scommetto che se vado a vedermi la Pro Gorizia vedrei uno spettacolo diverso, semplicemente. E con tutto che quando le cose non vanno, il mister è la cosa più semplice da cambiare, perché è quello che, fra virgolette, insomma, è più automatica, che magari può spostare qualche equilibrio, però la cosa vera è che la Pro Gorizia vista fino adesso sta dove deve stare, punto più, punto meno. Io vorrei spezzare una lancia a favore di Franti, no? Perché secondo me lui, ne parlavo stasera, quest'anno ha scelto un'avventura così difficile e ritrovarsi a pagare è secondo me
stride un po', ma su questo tema ci torniamo. Aspetta Massimo, volevo dire tra l'altro che io Franti come allenatore lo stimo anche perché i risultati sono chiari. I risultati sono chiari. Che se vai in un posto del genere te la devi aspettare. Ma le prestazioni erano così negative? Se una società ti chiama e ti parla di progetto pluriennale, il progetto deve essere pluriennale, anche sapendo la rosa dei giocatori che hai. Poi è vero che ogni volta che ti fanno questo discorso è meglio diffidare, perché è l'inizio della fine quando ti dicono abbiamo un progetto, no? Però è chiaro che uno come Franti va lì, io credo che tutti sappiano che rosa c'ha il Gorizia. Se ci va Franti, se ci va Mourinho, se ci va... Farebbe fatica. Ma tanta. Visto che abbiamo il mister capolista dell'eccellenza, sei d'accordo però che le prestazioni della Pro Gorizia non erano così da buttare via? Non erano mai risultati clamorosi o hanno perso sempre di poco. Sentendo le interviste anche di Franti, non gli girava tanto bene, mezzo rigore, mezza cosa, però sinceramente dal di fuori, e non voglio dar giudizi perché è già difficile tante volte darle nel tuo, che darlo agli altri è ancora più molto complicato, però sinceramente quando ti trovi una schiera di calciatori buttati lì che non li conosci, non ne sai le caratteristiche e tutto quanto, diventa complicato. Già è difficile avere un'idea giusta sui tuoi, quelli che li conosci, che li porti avanti, lì mi sembra Esatto, questo è un tema. No, complicato. Nella difficoltà Gorizia il tema rosa, no? Ne ha parlato Franti, poi sono arrivati ancora più giocatori, eravamo in 25, 30. Barbieri, hai provato una cosa simile a Cordenons? Tu che hai dovuto lavorare anche con ragazzi venuti da fuori, magari con numeri un po' più elevati, è un tema? Sì, l'ho provata perché l'anno di Cordenons arrivavano da una retrocessione dalla Serie D e non c'era più società, non c'erano giocatori, quindi è stata formata una rosa, anche lì mi hanno chiamato a me, era fine luglio, fortunatamente la rosa era una buona rosa, però anche lì a livello economico da novembre in poi noi siamo andati avanti da squadra senza beccare più un euro, quindi io qua non entro nel discorso economico. Quando ti parlano di progetto, perdi 3 partite, il progetto non c'è più, quindi trova il tempo che trova. Poi, come ha detto il mister, arrivi là al campo, ogni settimana arrivano giocatori, e la lingua, e le abitudini, non hanno una struttura di allenamento, si allenano nel campo, un pezzo fuori, un pezzo dentro, cioè sono 1000 problematiche che magari... Che deve risolvere la Pro Gorizia, quindi c'è una crisi Pro Gorizia al di là dell'esonero di Franti. Pensate, era nel 2011 che non esonerava un allenatore la Pro Gorizia, l'ultimo è stato Peressoni, tutti avevano completato le stagioni. Franti parla proprio anche dell'esonero, no? Perché per l'esonero l'azzurra, adesso dimissione, esonero, insomma quello che è stato adesso con la Pro Gorizia, parla di questo momento anche per lui, sentiamo. Quanto pesa quest'ultimo anno e mezzo? Tanto perché quando fai 20 anni e raggiungi tutti gli obiettivi, quando dovevo salvarmi sono salvato con squadre veramente in difficoltà, le ricordo tutte, quando potevo giocare per vincere e quando ho anche vinto sono state cose che nessuno si aspettava, sia Cervignano sia Ronchi dalla promozione all'eccellenza, per arrivare poi terzi in eccellenza neopromossi, e dopo l'anno di Codroipo che è stato incredibile, non ho avuto richieste di eccellenza, anche lì mi sono chiesto il perché, però sono venute richieste di promozione molto importanti. E il mio ego di rimanere in eccellenza mi ha fatto sbagliare, perché sicuramente sarei potuto andare in società importanti, per poi prendermi l'eccellenza con l'Azzurra e trovare la nata storta. Può essere mia, può essere di tante cose che non voglio ritornare indietro, anzi il presidente Minem per me è stata una persona molto importante, e poi quest'anno questa scelta qua che l'ho fatta di cuore, quindi sì, da una parte sono molto deluso delle mie scelte, dall'altra parte sono scelte che ho fatto con la voglia di rimanere in categoria. E qua ho allenatori, ex giocatori importanti, insomma, che in studio, quindi devo chiedere a loro, permettimi Fabro, se certi momenti le scelte quanto pesano. C'è la tendenza dell'allenatore di accettare
spinto proprio dalla voglia di allenare, poi si cadono in annate e in situazioni così? Sì, sì, è successo anche a me, anch'io ho sbagliato qualche scelta. Capisco però, il discorso di Franti è chiarissimo e non fa la grinza, vuoi rimanere in categoria, accetti anche situazioni magari un po' traballanti perché il tuo ego ti porta a... E a volte si dovrebbe ragionare, ma è facile dirlo poi, molti di noi sbagliano, tanti di noi se tornassero indietro direbbero lì non ci tornerei, ma dopo è facile dirlo. Dispiace per lui perché anch'io, come ha detto Dennis, lo reputo veramente un bravissimo allenatore. Ma secondo me quest'anno era molto attento anche a migliorare sulle cose, lo ha detto anche lui, che magari dove in passato peccava. E anche nell'intervista è stato molto onesto, come è sempre stato, nel dire questo passaggio. È vero, ogni tanto si fanno scelte, vi è capitato anche a voi, non lo so. Sì, ci può stare, perché poi magari sei fermo da un po' di mesi e fai la scelta sbagliata, però, ripeto, lì poi sta ognuno, alla persona singola capire, cioè, come ha detto prima tu sei stato mister, fermo, io sono fermo 1 anno e mezzo, però come ha detto prima come dire, mister, non me la vado a cercare. no, infatti secondo me quest'anno a Gorizia, ok, scelta di cuore, ma se l'è andata un po' a cercare, si sapeva che la situazione non era una situazione trasparente, ecco. Andrea, sei d'accordo? Sì, c'è sì. il rischio di andarsela un po' a cercare ogni tanto? Sì, tante volte bisogna avere la forza ma non la serenità, la tranquillità di dire aspetta un attimo che poi tanto l'occasione, se sei bravo prima o dopo ti ritorna. Ti ritorna indietro, capita. Lo diceva, no? Anche promozioni di un certo tipo. Ma torniamo sulla crisi della Pro Gorizia, quell'idea appunto di una cosa che poteva accadere, una situazione prevedibile. Ripartiamo proprio da quando abbiamo parlato dell'entrata in scena dal CIN, di nuove figure fino ad oggi, e sentiamo poi a chiudere Bonanno però che ci parla di questo momento e dice il perché anche questa Pro Gorizia può e deve avere un futuro. Sentiamo, Servizio. Secondo me Franti verrà valutato da adesso in poi. Di questo nuovo corso anche? Sì, e però per me Franti è il garante di questa stagione qua, sì. non puoi toccarlo. No, aspetta. Però se non puoi toccarlo. No, calma. Perché in una situazione così... Calma, perché ci sono persone nuove, persone diverse, non sai come la pensano, non sai cosa vogliono, e quindi portano 5 giocatori nuovi a dicembre, vogliono rilanciarsi. Io mi auguro che Franti faccia bene perché è una bravissima persona, un allenatore preparato, però attenzione, c'è gente nuova, non possono e secondo me da adesso in poi verrà valutato da quelle persone lì. Queste nuove figure hanno pesato nell'epilogo dell'avventura di Franti? Sicuramente sì, è proprio una cosa chiara. È stato un azzardo dire sì alla Pro? Allora, adesso posso dire di sì, è stato un azzardo perché le cose sono messe male, però ho fatto una cosa io di cuore veramente perché ho visto una società in difficoltà. Quali possono essere gli elementi per cui dire no, Pro Gorizia ha un futuro e ha ancora un futuro importante? Ma tanto la società che esiste sempre c'è dietro, c'è Domingo Bianco che sostiene Pro Gorizia da tantissimi anni, qualcosa faccio anch'io con un po' di esperienza di quello che ho fatto nel mondo del calcio, e di conseguenza il nostro direttivo, la società vuole andare avanti e costruire qualcosa di più importante e più in proiezione futura di 4-5 anni. È venuto dal CIN in società con noi come vicepresidente e ci sta dando anche lui una mano insieme al nuovo responsabile tecnico dell'area Franco Capria, che insieme a Luca Raida porteranno avanti la società dalla prima squadra fino alle storie giovanili. Non ho la sfera di cristallo per sapere se perdiamo la categoria, noi cercheremo di tenerla e penso che alla fine ci riusciremo, tirando fuori le unghie, il cervello, le gambe, il cuore, anche il cuore ci vuole certe volte, no? Perché sai, il cuore certe volte è dato solo dal denaro, perciò noi puntiamo su quello e sicuramente andremo avanti nel nostro progetto, qualsiasi sia il risultato. Vi sorprende la convinzione e la forza con cui Bonanno risponde anche, penso, implicitamente a tutte le critiche che sono già arrivate in questo primo dialogo, Fabbro? Ma no, non mi sorprende, nel senso che c'è un nuovo corso e lui chiaramente lo deve cavalcare. Avevo sentito le sue dichiarazioni anche poco tempo fa,
dove parlava di progetti addirittura per categoria superiore e quant'altro. Noi potremo giudicare questo sicuramente fra un po', perché oggi non possiamo giudicare il nuovo corso cosa farà. Però voglio dire una cosa, non dimentichiamoci che il problema Gorizia non è una cosa arrivata adesso, è una cosa arrivata già anche lo scorso anno, anche gli scorsi anni. Ricordo quando il gruppo storico di Gorizia dei giocatori ha preso e è andato via da Gorizia, poi ha fatto in parte le fortune della Juventina. Ma Bonanno ha fatto un passaggio su questo, che non ho messo in intervista, dice io sono deluso perché poi i giocatori, se c'è un'offerta migliore, se ne vanno. Però voglio dire, è così, bisognerebbe conoscere i motivi per cui se ne sono andati. L'ho riproposta io, non me l'ho messo. Cosa c'è di strano? Abbiamo scoperto l'acqua calda. Okay. No, lui dice però, quindi servono, qualcuno se n'è andato per quel motivo lì e non è continuato. Così andrebbe fatto a parità di offerta. Io ho fatto la scelta di cuore perché magari scelgo una piazza che in questo momento è un po' più in difficoltà, ma qui non parliamo di parità di scelta, parliamo di se un giocatore va via e te ne sono andati via parecchi importanti, tanti li conosco anch'io, ci sarà un motivo, non è che sono tutti dei matti. E c'è solo un modo per cui questo progetto poi alla fine abbia ragione Franco Bonanno, è la società che lui guida adesso e che questi giocatori che stanno arrivando, questo gruppo di giocatori poi abbia delle qualità. Se poi cominciano a tirare fuori le qualità tutto è possibile, anche perché dopo dobbiamo dire salvarsi in questa eccellenza è possibile. Perché ne parliamo fra poco del blocco delle squadre che rischiano la retrocessione, ma prima sulla crisi, per ora crisi Gorizia, di risultati anche di progettualità, è intervenuto Enrico Coceani, grande ex che ha vissuto la cavalcata dell'entusiasmo, tra l'altro ufficiale riparte dal Mossa, dalla seconda categoria da dove è iniziato, ne parleremo nei prossimi giorni, ma sentite cosa ha detto di Gorizia. Quello che traspare, c'è questo disinnamoramento di una piazza che in questo momento qua è delusa, è una piazza che non trova una soddisfazione, non trova secondo me un progetto in questo momento qua, un progetto che aveva delle basi, perché insomma negli anni della grande cavalcata che mi ha visto protagonista con tutti i giocatori, con i dirigenti, anche con gli dirigenti attuali, c'era una progettualità di una squadra che era coinvolta in una città e questo purtroppo in questo momento non sta succedendo. È venuto meno. È venuto tanto meno. Io dicevo sempre ai miei ragazzi, noi rappresentiamo il capoluogo della provincia, noi dobbiamo essere orgogliosi e dobbiamo onorare una maglia. Forse manca questo, Massimo, in questo momento qua. Manca un progetto che sia serio, che sia un progetto che la gente veda un qualcosa di tangibile, non tante promesse, non tante cose che purtroppo in un ambiente come Gorizia non ti porta da nessuna parte. Io penso che forse in questo momento bisogna farsi una bella disamina dentro, capire dove si è sbagliato e cercare di non sbagliare più, perché sennò la situazione potrebbe diventare drammatica nei prossimi anni. Da ex allenatore, da ex dirigente, da tifoso, hai fiducia in questa Pro Gorizia? Mi puoi fare la domanda di riserva? Chiusura, Dea, è evidente, chiudo con te questo ampio ragionamento sulla Pro Gorizia, perché quelle immagini della cavalcata le abbiamo anche un po' raccontate insieme, no? Un po' di anni fa, ed è proprio un tema, perché una delle cose che sta mancando a Gorizia è anche il seguito della gente. Beh, ma lui aveva, da allenatore capo ultra, aveva trascinato Gorizia, no? L'aveva preso in una situazione brutta, molto brutta, e aveva portato lì, ma non aveva portato lì la squadra solo, aveva portato il tifo, aveva portato la città, e lui quindi lo vedi che è deluso, è il primo ad essere deluso da buon capo ultra qual è il coach, e da paura che credo che abbiano tutti i tifosi del Gorizia che possa succedere quello che è successo quella volta, che non ci sia torna un po' indietro. Sì, che si faccia l'effetto valanga, no? Andando in giù. Vedremo, adesso le risposte le può dare solo la società e il nuovo allenatore con questi nuovi giocatori, alcuni già visti, che devono
riuscire a risollevare una piazza in crisi, una piazza, come ha detto il coach, anche disinnamorata. Salvarsi è possibile, però. Non c'è solo il non va della Pro Gorizia, c'è il non va di squadre che continuano ad essere in crisi, c'è un blocco di squadre a rischio retrocessione. Io ci metto dentro anche la Sanvitese e adesso vi propongo questa grafica e voglio chiedere a tutti, perché abbiamo due grandi protagonisti dell'eccellenza, più i nostri opinionisti in studio, che mi devono dire in queste squadre chi ha degli elementi, delle situazioni dove trovare delle soluzioni e chi, se siete d'accordo, sulle problematiche che andiamo a segnalare. Sanvitese, troppo anonima in campionato, non ha fatto gol in casa un'altra volta, il River Flaibano è partito bene ma adesso si sono fermati da 2 mesi con i risultati, anche se lì diciamo il gioco si vede. Il Fontana Fredda, io ne ho già parlato con Dea, ci saranno anche dei motivi tattici per cui non riesce a fare gol. Le assenze del Codroipo sono tante, i limiti ci sono in attacco, la Pro Gorizia ne abbiamo parlato, tanti giocatori, manca un'identità in questo momento, non c'è un risultato che dia fiducia e poi del Chiarola Ponziana ho detto, insomma non c'è una difesa all'altezza della categoria. Giro di opinioni su chi volete soffermarvi e perché. Dea. C'è un denominatore comune, l'attacco non è all'altezza della categoria. L'attacco non è all'altezza. Questa è una visto che abbiamo un grande attaccante qua. Ex. Secondo me, sì è vero ex, visto che ti ho testato quest'estate. Qualcuna di queste squadre ti prenderebbe anche adesso, secondo me. Guarda che non mi ha fatto la differenza un torneo, sono ancora arrabbiato con lui. No dai, Dennis. È un tema questo che dici? Sì, no, il Chiarbala ne abbiamo parlato nell'altra trasmissione, il Chiarbala ha perso il gruppo storico che erano i giocatori di qualità, senza la qualità tu fai fatica. Ma in tutte queste squadre secondo te non c'è l'attaccante? Il Fontana Fredda ha perso dei pezzi che obiettivamente se ti togli la qualità davanti, io dalla panchina non ho mai fatto gol, per cui se in campo hai giocatori che qualitativamente non ti possono dare una mano fai inevitabilmente fatica, quindi... Questo è il figlio di quello che è successo. Sì. Io vedo, se è vero, e questa è la grande difficoltà. No, io dico, quando tu analizzi queste squadre, dici, no? Cosa farei io se fossi al posto di? Diventa difficile, perché se tu puoi sviluppare il calcio, il River di queste squadre, probabilmente è quella che gioca meglio, no? Però la verità è che poi alla fine contano i numeri, e i numeri non ci sono, non stai in piedi senza i numeri. Ditemi però se chi ha degli elementi o delle cose che può risollevarsi. Secondo me la Sanvitese può risollevarsi, anche infatti è quella che sta un po' meglio, no? Perché secondo me se si sblocca mentalmente Rinaldi e anche qualche altro elemento, no? Fabbro? Sì, in questo momento la Sanvitese non solo per i punti è quella che sta un pochino meglio, se risolve i problemi davanti, ma Rinaldi è uno che ha sempre fatto gol, poi Fraschetti sta giocando bene, cioè secondo me può avere le caratteristiche per venirne fuori prima degli altri. Ci sono delle caratteristiche in comune per tutti, come ha detto il Dea, fondamentalmente tutti hanno problemi in attacco. E poi a questo affianchiamo anche il discorso che il Fontana Fredda non è solo, secondo me, un problema di attacco, ma proprio anche di gioco. Cioè, io l'ho visto un paio di volte, non ho visto accompagnare bene le azioni, creare qualcosa. Non può essere che in eccellenza non fai mai gol. Certo. Cioè, adesso, con tutto il rispetto. Certo, 5 gol sono pochissimi, cioè, sicuramente. No. Arrivo anche a voi. Però, perché dico che hanno caratteristiche diverse? Perché ad esempio il Fontana Fredda ha questa caratteristica, poi rispetto alle altre è quella che sa chiudersi meglio, è quella che forse riesce a prendere magari meno gol, ha fatto dei pareggi e quindi è ancora lì, però è chiaro che è poco e quello che fa specie secondo me è che queste 6 squadre hanno adesso un distacco rispetto a quelle davanti. Questo è evidente, dai, si è creato il blocco di chi lotta per non retrocedere. Zanutti, vista da lassù, no?
È vista da lassù, è che c'è un distacco non da poco, e quelle che sono a una media classifica sono squadre forti, perché se vedi quelli che sono a 19 c'è il Chions, c'è a 21, 20-21 c'è il Fiume, che è una squadra forte. Le hai affrontate quasi tutte, credo, no? Sì, ormai. Sì. Danno questa sensazione di non far paura? Ma no, ma non è una sensazione di non perdere. Se hanno quei punti lì, sicuramente delle problematiche interne ce le hanno. Poi andare a dire qual è la cosa che funziona e non funziona, sicuramente non è semplice, però se i numeri sono impietosi, alla fine sono quelli che determinano. Sono tanto impietosi, Andrea? Sì, perché alla fine per questa categoria domenica le ultime 7 della classifica hanno perso tutte e 7. Non è un caso, ti ricolleghi sempre dopo alla qualità del singolo, perché dopo in una partita magari un po' sporca, in una partita equilibrata, la qualità del singolo ti fa gol e vinci la partita, quindi arrivi sempre lì. Secondo me l'unica squadra che non c'entra niente qui adesso è la San Vitese, perché la San Vitese ha una rosa secondo me importante, che uscirà da questa cosa 100%. Posso vai. Cioè, io parlo da ex centrocampista, se io gioco con un attaccante a cui do la palla, mi tiene palla e mi fa salire, io salgo. Al di là di quello che mi dice il mister può preparare tutte le cose più belle del mondo, ma se io do la palla all'attaccante e mi torno indietro, do la palla all'attaccante e mi torno indietro, la terza volta il centrocampista non va più. Quindi è chiaro che tutto quello che tu dici, magari non fanno gol gli attaccanti, ma fanno gol gli altri. Benissimo. Il Tamai ne è un esempio. Il Tamai parla dei giocatori davanti, vedi Gurgu che si fa, scusate, il mazzo tanto, dà il tempo di venire ai centrocampisti e segnano tutti. Se dall'altra parte gli attaccanti non danno il tempo ai centrocampisti di arrivare, tu puoi provare quello che vuoi e non riuscirai mai ad arrivare là a calciare. I giocatori di dietro fanno sicuramente 2 corse in meno rispetto a prima. Questo è il mio pensiero. Abbiamo parlato dell'attacco, io resto anche sul tema Chiarbola, che secondo me resta la squadra più in difficoltà. A livello difensivo in questo momento non sei di categoria, perché loro tra l'altro hanno Otti, che secondo me è un buon giocatore. No, infatti davanti hanno anche lui, però dietro continua a subire gol. C'è tempo per andare a prendersi un play out, il miracolo Rive Flaibano l'anno scorso lo insegna, e anche perché si è creato questo blocco, anche squadre in difficoltà come Chiarbola, Gorizia possono trovare il modo di cercare di risalire, quindi è aperta la questione salvezza. Si sono individuate delle squadre che hanno una crisi rispetto a tutto l'altro blocco del campionato, vedremo chi saprà uscire e trovare la strada per la salvezza. Bene, a proposito del problema del gol che c'era a Mortegliano. No, è una battuta. Mortegliano, abbiamo visto una bellissima partita, dobbiamo analizzarla con 2 grandi protagonisti stasera, perché facciamo il punto su questa eccellenza. Abbiamo Zanutti che capolista ormai da inizio stagione, però è arrivato l'LM di Barbieri con le sue ambizioni. E allora, cosa ci ha detto lo scontro diretto servizio? Il novembre intenso dei dilettanti si chiude con lo scontro d'alta quota di Mortegliano. Cosa ci ha detto LM UFM? Quello che voglio dire è che secondo me le 2 squadre oggi hanno onorato il calcio e credo che sia stato uno spot importante per il calcio regionale questo. Ha ragione il presidente Pattaro, tanta gente per una sfida che mette in mostra 2 tra le migliori squadre della nostra eccellenza. Ci sono colpi di classe, agonismo, equilibrio tattico, e lo 0-0, come sostenevano i teorici del calcio, può essere ancora il risultato perfetto. Ci è mancata l'ultima zampata, l'ultima situazione, però penso che il loro portiere forse è stato il migliore in campo, quindi questo giustifica tutto quanto. Lo scontro al vertice conferma Sorcian come un grande protagonista. Lui e Meneghetti decidono le partite. All'LM manca il gol, ma non di certo il gioco. La sfida ci dice che in questo momento la squadra di Barbieri ha qualcosa in più, ma Zanutti ha dalla sua la classifica costruita finora, e lo 0-0 per lui è decisamente il risultato perfetto. E oggi la dimostrazione al quale hai fatto 33 punti in 14 partite, che sono un'enormità, che sono una crescita esponenziale di un gruppo
e quindi questa è una partita che a noi ci dà veramente tanto. Lo scontro al vertice ci dice poi che l'UFM non abbandona le sue certezze e fonda su di esse questo punto, ma ci dice anche che l'LME vuole provare a raggiungere la capolista. Noi ci proveremo fino alla fine, poi vincerà sempre sicuramente il migliore, perché poi il campo è quello che dà il giudizio definitivo. Se questa è la strada, io ho fiducia piena in questi ragazzi. Il resto di questo scontro ce lo facciamo dire da Barbieri e Zanuttig, due dei migliori allenatori del nostro calcio regionale, ma questo già lo sapevamo. Lo scontro al vertice, al limite, ce lo ribadisce. Cosa ha detto lo scontro al vertice? Zanotti. Cosa ha detto? Ha detto che sia stata, come è stato detto, che sia stata una gran bella partita, anche viverla da dentro è stato bello, è stato gratificante dal mio punto di vista. Non viene rimarcato il fatto che andare alla Variano dopo a Mortegliano, scusatemi, sì. Dopo che loro venivano da 6 vittorie dal punto di vista emotivo, psicologico erano benissimo, dove che in questo momento dall'arrivo del nuovo allenatore hanno cambiato un pochino di cose, si allenano 4 volte alla settimana, hanno calciatori che vengono dalla categoria superiore e hanno un passo diverso per struttura, ma anche per modo di allenarsi, anche mentalmente sono diversi. Quindi significa andare a fare una partita come questa per noi, che è una squadra in costruzione, che ha costruito, che ha messo ogni giorno un mattoncino in avanti, e fare questo tipo di partita non concedendo spazi, perché io lo sapevo perfettamente dove andavo e come è il tipo di partita che devo fare. Questa è una partita da fare che se vado là a viso aperto vengo a casa con 4 pallini sulla schiena, perché hanno una gamba, hanno determinati giocatori, se gli concedi spazio ti ammazzano. Ma per caratteristiche il Monfalcone è un altro tipo di squadra, certo. Ha un altro modo di stare in campo. Non sono d'accordo con Puntin quando dice prima nella battuta che mi hai fatto, adesso non mi ricordo bene, il dominare. Loro hanno fatto bene, il secondo tempo siamo partiti tutti. Dominare è una parola questo non mi piace, per il semplice fatto che loro hanno non dominato, stradominato quando siamo rimasti in 10. Rimanere in 10, io dico solo però che hanno dimostrato superiorità. Dove? Quando? Insomma, sulla l'armonia di gioco, le occasioni create. Io parlo per quello che ho visto io e come l'ha vissuta io. Io ho visto un primo tempo abbastanza equilibrato, sono partiti meglio loro, poi gli ultimi 20-25 minuti dal mio punto di vista abbiamo fatto bene, le squadre si sono equilibrate. Il secondo tempo, come è giusto che sia, una squadra che vuol vincere a tutti i costi, ti viene sopra, ti aggredisce per gamba, per situazione, poi rimani in 10, poi è logico che io devo fare una partita di sofferenza. Certo, se rimani in 10 è un merito dell'LME però, perché sono bravi a farti rimanere in 10. Il fatto di rimanere in 10. Abbiamo fatto un errore. Non sono d'accordo, perché è un errore nostro quello, perché se no l'allineamento della linea la fa giusta, Lilussi in fuorigioco, se a campo si alza di 1,5 metri come deve farlo, certo. Quello è fuorigioco, quindi è un errore. Non toglie merito alla vostra grande partita. Io dico solo che mi prendo un grande merito di una squadra che è stata non subire gol, anche perché poi le azioni noi gliele abbiamo sporcate tutte, perché non hanno mai avuto l'occasione semplice di arrivare davanti alla porta con la semplicità. Anche quando Bolgan calcia alto, Contento gli si butta addosso e gli ha tolto una situazione che poteva essere semplice e che poi alla fine non è stata semplice, quindi io mi prendo tutto il merito. Giusto. Barbieri risponde. Io dico solo una cosa, che da questa partita tutte e due le squadre ne traggono vantaggio. Il Monfalcone sicuramente l'UFM, perché è uscita indenne da una partita difficile, da una situazione che noi sicuramente a livello emotivo arrivavamo da un buon periodo, però io penso che la consapevolezza che adesso hanno i miei ragazzi, giocare con la prima in classifica, chiuderli diciamo nella loro metà campo per più di mezz'ora, ti deve dare consapevolezza, ti deve dare quella sensazione di dire siamo sulla strada giusta e non
è un punto di arrivo, ma è un punto di partenza, cioè da qua adesso dobbiamo accelerare ancora e mantenere questo se vogliamo raggiungere certi obiettivi. E quindi per me questa partita erano tutti con la testa bassa, tutti mogi, però io ho detto ai ragazzi, sulla testa, oggi abbiamo giocato una gran partita e da qua si parte, da qua ci si conferma ancora. Allora, se posso, io faccio i complimenti ai due mister, ma non così per piaggeria, perché secondo me hanno fatto la partita che dovevano fare. Cioè l'LME ha cercato in qualche maniera di imporsi, l'ha fatto con gli uomini che ha perché è una squadra di qualità, l'ha fatto anche cercando il gioco e è riuscita a creare delle occasioni importanti, quelle che ha concesso il Monfalcone, perché l'UFM ha fatto dalla parte sua, e do assolutamente merito al mister, la partita che doveva fare, cioè doveva contenere l'ME per i motivi che ha detto, perché arrivava da un periodo importante, e io sottolineo ad esempio come Ruffo da una parte, De Anna dall'altra, lo stesso Lirussi, che hanno comunque giocato bene, ma è riuscito a contenerli nella maniera più corretta. Cioè io ho visto ad esempio un Pratolin enorme in quella partita, e non è che le partite si vincono o si perdono solo guardando il gioco eccetera, ma guardando anche quello che fanno i due mister, che cosa riescono a dare. Per me loro hanno fatto esattamente quello che dovevano fare. Poi se andiamo a vedere gli episodi, un rigore può cambiare la partita, perché ovviamente lì è stato un momento decisivo. Ha dato una spiegazione perfetta a mister Zanutti, anche perché poi le partite si costruiscono anche sui momenti della stagione, e lo diciamo nel servizio, anche sulla classifica che hai, cioè l'UFM va via da Mortegliano con un punto che gli sta bene. E giustamente il Mortegliano ha la consapevolezza che ci arriva, secondo me arriva comunque a lottare lì, quindi... Denis, Dea, cosa vi dice voi? Cosa volete dire su questa analisi? Io ero in missione per conto tuo, sono andato a vedermi la partita e mi sono divertito, ho detto prima ai mister che ho visto una partita tra due squadre forti, con giocatori forti, con caratteristiche opposte, perché è una squadra magari un po' più di palleggio, una squadra invece l'UFM è una squadra un po' più verticale, però due squadre forti, allenate, lo sapete, ho già detto cosa penso un po' della gestione, che mi piacciono entrambe. Ognuno sfrutta quello che ha, che poi alla fine in base alle caratteristiche mi sono piaciuti tanti giocatori. Io Prato l'ho rivisto cresciuto proprio come leader difensivo dell'LME, mi piace in generale la fase difensiva che è imposta, che si prende responsabilità, tante cose belle, il discorso che facevamo prima, perché hai giocatori di qualità, allenati bene, e abbiamo visto una bella partita in un bel contesto. Siccome io a mister Zanutti gli ho già fatto abbastanza complimenti, credo, mi soffermerei molto su quello sull'LME che ha cambiato passo. L'LME ha cambiato passo. Non è ancora la sua squadra, perché io so come vuole giocare lui, sta sfruttando tantissimo e benissimo le corsie laterali, le catene da una parte e dall'altra le sta facendo andare fortissimo il secondo tempo di Boniglia e De Anna da quella parte, ma anche Foschiani, e poi quando è andato Lirussi di là ha funzionato benissimo. Ed è molto più verticale rispetto a prima, con una pressione diversa rispetto a prima, quindi bravo lui secondo me ad adattarsi a una squadra che non è ancora la sua, e questo fa capire la qualità dell'allenatore. Mister non parlo più perché gli ho già fatto troppi complimenti quest'anno, quindi volevo fare i complimenti a mister Barbieri, insomma non lo scopro io, però non è facile, certe volte quando hai la tua squadra riesci a fare quello che vuoi, quando non ce l'hai perché sei subentrato, incidere così, tanto di cappello. Facciamo un gioco, 3 domande, noi abbiamo dato la risposta e vediamo cosa ci rispondono i protagonisti ma anche gli opinionisti. Abbiamo detto migliore in campo, chi poteva fare di più e il voto alle due squadre, no? Sapete che questo si fa per fare un po' di discussione, no? Quindi preparatevi. Allora, le risposte di queste sono quelle che diamo noi e adesso sentiamo cosa ci dicono i protagonisti, no? Migliore in campo Sorsan a parte, dai, perché insomma è chiaro che è stato grande protagonista parlando quel rigore. Pratolino penso che siamo tutti d'accordo, mi pare è già uscito il suo nome, dall'altra parte Tosurini. Chi poteva fare di più?
Secondo me tra tutti quei nomi che avete citato, La Scala può fare di più, Lucheo si è visto poco. Il voto, perché il voto così? Nella singola partita, gusto personale, penso si sia capito, mi è piaciuto sulla singola partita, che non è il giudizio, Andrea Zanutti, sul grande lavoro. Sulla singola partita il 7 lo do all'LME per quello che ha proposto, il 6 comunque l'UFM che se ne va a casa con un punto. Cosa rispondi alle scelte? Parte UFM? Pratolino fa parte di un pacchetto difensivo molto buono, è cresciuto, come ha detto Dennis, con la quale ci ha giocato assieme, lo conosce bene, ha fatto una crescita enorme, sta giocando da centrale, è una posizione non semplice, ma la sta interpretando veramente da leader, come è giusto che sia. Lucheo poteva fare di più, non lo so, non era semplice, era una partita complicata per lui. Gabrieli si è sacrificato tantissimo nel togliere quella linea di passaggio dentro su Capellari che si abbassava, perché sapevamo benissimo come si muovevano loro, quindi avevamo lavorato molto su quella situazione lì, e sapendo di isolare Ciro, ma sapendo anche che se c'è mezza palla sopra questo qua ti ammazza, perché ha un passo in questo momento che è incredibile, quindi è una situazione che avevamo messo in preventivo, ma i 6, cioè il voto sinceramente non... I voti si danno... Cioè è un voto positivo, sì, va bene, sono d'accordo, ecco. Viviamo nel mondo, dando i voti a tutto, dobbiamo è giusto che sia così, ma ci mancherebbe altro. La tua parte, poi sento di opinioni. La mia parte, su Tosolini sicuramente ha fatto una buonissima gara, però... Hai un altro nome, dimmelo? No, non ho un altro nome, anche come ha detto il mister, cioè è un reparto, perché non abbiamo beccato una ripartenza dell'UFM in tutta la partita, che non dico sia la loro arma più letale, però sicuramente... È una squadra strutturata con queste situazioni. Quindi anche Cestari, secondo me, da centrale hanno fatto una buona gara entrambi, perché le preventive le hanno fatte sempre bene, perché si sono sacrificati. La Scala, come ha detto il mister, che hanno puntato sulla togliere la linea di passaggio magari su Cappellari, io a Luca avevo chiesto di eliminarmi l'uscita di frontali. E quindi Luca non lo vedi a livello tattico ha fatto una grandissima partita, perché Frontali secondo me l'ho visto in altre partite, ha fatto meglio, ma non perché ha giocato male, ma perché Luca in fase di uscita è sempre andato a tagliarli la linea di passaggio. Il voto io darei 8 al mister e 8 a me, così sbagliamo tutti e due. Beh sì, mezzo voto più glielo diamo, dai, è giusto. Era per farvi alzare i voti, se davo tutto giusto. I voti dateli voi. Via, giro voi, ditemi che cosa volete dire di questo giochetto, Dea? 8 all'LME, 7,5 all'UFM, e su chi poteva fare di più, per me Ruffo, mi aspettavo che incidesse un po' di più. Però ha dato 2 o 3 palle. Sì, però mi aspettavo un po' di più, dico dal mio punto di vista. Certo. E d'altra parte non sapevo della spiegazione del mister. Gabriele non mi era sembrato tantissimo in partita, non gli ha dato una gran mano a Ciro ha dovuto fare tanto da solo, quindi lì forse è mancato un po' lui, non ha fatto male ma è mancato un po'. Sui migliori in campo sono d'accordo, anche se a me sono piaciuti tantissimo anche Cappellari e Frontali. Dennis? Sì, io posso condividere tante cose, il voto è relativo, 7, 8, 10, fate quello che vi pare. Un discorso dei migliori in campo, secondo me si dovrebbe premiare proprio la zona, cioè la fase difensiva dell'UFM hanno fatto veramente un lavorone, al di là di Prato, ma in generale hanno lavorato bene, hanno sofferto, però... però questa cosa la devo capire. Mi dà soddisfazione. No, è vero, un tuo... Dobbiamo fare un nome, se no... Mi dà soddisfazione. No, solo una domanda. No, dobbiamo fare un nome. Ma la fase difensiva dell'UFM, fino a quando siete in 11, o anche dopo fatica. Dopo non lo calcoliamo è stato più, un attacco a forte pace. Ma è lì che è venuto però fuori. Lì si è stati bravi. Secondo me è lì che Pratolino è venuto fuori ancora di più, cioè in quel momento lì è venuto fuori il grande leader difensivo. Se mi permetti Stefano, io oggi ai miei ragazzi gli ho preso come riferimento gli ultimi 30 minuti, perché sono quelli dove che dal punto di hanno tirato fuori, cioè prima
scusami, ritorno indietro sul discorso Pro Gorizia, stranieri, 3.000 giocatori, l'anima te le costruisci, la squadra te la costruisci giorno dopo giorno, mettendo dentro mattoncino dopo mattoncino. Questi ragazzi qua, dal punto di vista dell'unione di intenti, nel credere in un qualcosa, hanno fatto la differenza, questo certo. è. Beh, tu su questo percorso sei avanti, questo è il lavoro invece che tocca a Barbieri che da poche settimane nell'LME, anche come storia nell'LME deve tutto costruirsi. Poi bisogna anche dire la verità, cioè, se mi è piaciuta la fase difensiva, dall'altra parte la fase di costruzione mi è piaciuto dall'altra parte l'LME per come costruisce, ma secondo me la fase offensiva è stata fatta meno bene per la qualità che hanno, perché secondo me Enrico, Ruffo, chi ha fatto la fase offensiva onestamente poteva far meglio, fermo restando forse qualche sì, beh, magari nell'episodio singolo poi conta la qualità del giocatore, che in quella partita magari ha fatto meno bene, ma sono giocatori di qualità importante, perché Enrico a me piace tantissimo. Scusate, è un giocatore che può fare sempre la sta differenza, facendo benissimo. per cui non abbiamo messo su chi poteva fare di più Bolgan, ma spieghiamo, è appena rientrato. Fabri era 7 mesi, 8 mesi che non giocava, è entrato in una parte di partita delicata, voleva spaccare le montagne, lo capisco, ecco, esatto. Quelle 2 palle lui può far meglio, lo sa anche lui che può far meglio, ma in quel contesto lo giustifico. Sì, Fabro, chiudiamo? D'accordo sui migliori in campo, ma soprattutto i 2 centrali da una parte e dall'altra, poi di Pratolino ho già detto. Su chi poteva fare di più potrei mettere 2 nomi, a Campora da una parte forse, vado un po' controcorrente, di là io direi forse mi aspettavo qualcosina in più a centrocampo, manca qualcosa secondo me all'LME ancora. Se vuoi rispondere puoi farlo. No. È giusto, io risponderei su Campora. Campora si è fatto un mazzo sono d'accordo. Allora, un 89 si è sacrificato a fase difensiva, ha preso il giallo giù, ha fatto il fallo quando doveva fare fallo. Ma perché vedi ancora Campora con gli occhi di una volta? È cambiato ed è contento a Campora. Certamente, ma è cambiato già dallo scorso anno sicuramente. Ma è facile. Stiamo cercando il pelo nell'uovo, perché voglio dire, chiaramente stiamo parlando di una partita di un certo tipo. A me dispiace aver perso a Campora un po' di proiezione offensiva, però lui è contento, dice che ha anche meno peso, no? Allora, a Campora è l'emblema di questa squadra in questo momento. A Campora è un ragazzo che fino a 1 anno e mezzo fa era uno degli attaccanti forse più in auge a livello regionale, che ci ha messo dentro, ci sta mettendo dentro quotidianamente veramente tutto quello che ha per fare un dispendio enorme a coprire un'intera fascia. È una scelta che voluta. Fermiamoci qua. Pubblicità, perché sono già oltre, ma ragazzi, è una discussione bellissima, una delle migliori della stagione, quando manca Fornasiere tra l'altro. Torniamo fra poco, abbiamo ancora tante cose. Abbiamo parlato tanto dello scontro al vertice, ma facciamocelo raccontare in 50 secondi da Jacopo Puntin, il nostro inviato, e poi andiamo a chiudere. Domenica big match in eccellenza, Mortegliano, c'è il derby delle sigle, LME, UFM, caffettino con campana e andiamo a tastare l'atmosfera carica. Arrivano anche quelli del furgone, Barbieri è concentratissimo ed oggi c'è anche Bolgan. Zanutic sembra più calmo, più british, ma forse solo la coppola. Inizia il match, primo tempo ultra tattico, ma non ci aspettavamo niente di diverso. Poche occasioni, nel secondo tempo esplode la partita. Episodio del rigore, fuori Cesellon, Liru si calcia, Parasorzan e allora via con il bombardamento LME, tutta in avanti. Entra anche Bolgan, ma non trovano la via del gol, finisce così 0-0. Andiamo a sentire i protagonisti e noi ci vediamo ad una prossima giornata da inviato. Ciao! Giornata da inviato. Ecco, vedete, noi parliamo tanto, poi bastano pochi secondi e riassunto tutto. Però, dopo questo, torneremo da voi, perché c'è il tema di Tomei, che è un messaggio per voi due. È così. Vedrai. Dea, abbiamo parlato di tante belle cose, le stelle del Dea. Allora, questa settimana, complimenti a Nardi per la tripletta, però ho scelto
il quarto gol, che è quello di Di Melfi, che ha fatto un gol secondo me eccezionale, bellissimo, quelli sono i classici tiri che quando tocchi la palla sai già che va dentro, all'incrocio meraviglioso. Poi 4 stelle a Brunetta, il portiere alzanese, che pare un rigore con il braccio di richiamo fantastico. 5 stelle le ho date ai 2 centrali di LME e sì, che abbiamo parlato UFM, che abbiamo parlato, e le 5 stelle superior le ho date a Visintin, perché ahimè in Coppa e in campionato sta facendo cose eccezionali, sta direzionando questa Juventina per farla diventare una big, e devo fargli veramente i complimenti perché è una squadra veramente forte ed è allenata molto bene. E sta diventando una big. È una big. Infatti, e quindi c'è anche la Juventina. Assolutamente. La Juventina secondo me negli 11 è la squadra più forte. Addirittura. Negli 11, tutti sì. Negli 11 sì. Addirittura. Per me sì, perché hai i giocatori giusti, nei ruoli giusti, con l'esperienza giusta. Secondo me sì. Ci sta. Ma Visintin e la Juventina, che sono terzi, tra l'altro, hai notato che da un po' di settimane dovete sempre sfidare la terza in classifica, no? Più o meno. Sempre ogni settimana un test, però ne siete usciti molto bene da questo novembre, cioè anche 3 pareggi, no? Però consolidano. Sì, no, voglio dire, il pareggio non è... No. Cioè, ci sono pareggi e pareggi, no? Come tutte le cose. Pareggiare in casa con la Juventina, come è stato detto adesso, è un risultato buono. La Juventina è una squadra forte. Ma anche Chions. No? Quando noi siamo andati là è stata una buona partita, è un risultato che ci poteva stare, anzi ci è stato giusto. Ecco. È giusto dire, io ho solo una curiosità, visto che approfitto che sei in studio, mister. Voi siete questi, no? A livello di impostazione tattica, modo. Può diventare un limite alla lunga? No, perché noi ci alleniamo anche in maniera diversa. Cioè, non è... Noi partiamo da una situazione, tante volte scaliamo, andiamo a 4 e si alza uno, si abbassa l'altro, cioè, abbiamo una impostazione di partenza che è questa, poi a seconda delle situazioni, delle scalate, delle uscite, di quello che è... Cioè, pensando a se la Juventina è forte, ti faccio adesso capisci, seguimi questo ragionamento. Cioè, è un po'... Scusa, io gioco così per le caratteristiche che abbiamo. No, perché se ho Deana e Ruffo e Li Russi forse probabilmente gioco in maniera diversa. Immagino. Però provocazione, dai, nel senso, se la Juventina è forte, se l'LM è forte, se ce ne sono al Chions sta essere sempre compatti e difensivi può portare 3 pareggi, può portare... Però in questo momento sono più forti loro, quindi ragazzi... Ma non ti poni minimamente questo no. È solo dubbio di un conduttore che non capisce molto di calcio. Ma no, ma ogni squadra ha le sue peculiarità, la sua forza. Okay. Cioè, non voglio dire una bestemmia nella parola giusta. Io mi ricordo che quando Conte ha vinto lo scudetto con l'Inter, Lukaku giocava nella metacampo sua, poi aveva 50-60 metri e vinceva tutte le partite. Non voglio paragonare, attenzione, è un modo, un modo di sviluppo. In questo momento questa squadra a questo tipo sta in campo determinato. Cioè, noi non abbiamo avuto ancora il Drigo, che è un ragazzo importantissimo. Certo. Oggi è arrivato Bertoli. Qualcosina stiamo mettendo dentro. Arriviamo al mercato. Se ancora al titolo le scelte di mister Stefano D'Agostini, fammi finire, visto che ti dimostro che non capisco niente, hai messo Di Melfi, rivediamo il gol di Di Melfi, che è molto bello, ma io l'ho scartato dai migliori gol. Ma che gol? Io l'ho scartato. Questo è bello perché appena la tocchi dici gol. Quindi sapete che l'ho scartato, ma se sarete tutti d'accordo con il Dea, io posso anche reinserirlo. E dipende cosa esce. Allora facciamo le nomination. Sono le ultime nomination di novembre, mese davvero impegnativo. Ha segnalato anche Brunetta e anche nelle migliori parate Stacchetto, Pneus Friuli. Brunetta parata.
Eccola qua la parata di Brunetta su Aga, va a prenderla praticamente a fil di palo. Zuccolo, conclusioni dal limite, Zuccolo del Sevegliano Faulgis, para bene, mette in angolo, e poi Ganzini la devi a lui, con la complicità della traversa, ma al riflesso e la devi a lui. Dea, quindi immagino che lasci Brunetta, che l'hai votato. Fabbro? Sono belle parate, sicuramente quelle di Brunetta in particolare, però vorrei citare, quindi va bene, voto Brunetta sicuramente, però voglio citare Zuccolo perché secondo me io lo conosco bene ed è un ragazzo che sta facendo bene, sta crescendo e quindi merita anche una menzione. Godes? Mi fido del mister, no, va bene. Brunetta, sono tutte unplaying? Bene. Questa comunque è una parata. Quale ti piaceva? La terza di Ganzini, anche a me piaceva molto. Di reattività. Però vince Brunetta del Lazzanese che ha vinto una delle gare di giornata in prima categoria contro il Valle Noncello. Andiamo con il miglior gol, Stacchetto. State a te, no, cos'è qua ragazzi? Miglior gol. Questo è Dall'Ozzo, che ne parliamo dopo, che è un bel gol, ma ne parliamo dopo. Non avete il miglior gol? Dobbiamo recuperarlo assolutamente. Cercate, rovesciate il mio computer. C'è? Allora fatemelo vedere. I gol migliori. Arrivano? Se no devo andare. Eccoli qua. State attenti qua, Cofone fa il pallonetto. C'era il controluce, c'era un po' un casino, ma non potevo scartare questo gol bellissimo. Vede il portiere del River Flaibano fuori dai pali e la mette così. E poi Gerco del River Flaibano in questa partita, 2 gol bellissimi. Cofone del Muggia, Gerco del River Flaibano, e poi a Trieste torna Paliaga col numero 4 e lascia il segno, doppietta. Strano. Bravo questo ragazzo, però questo, occhio, guardate, tac, si allunga. Beh, niente male. Qua partiamo dal bomber. No, tutti e 3 bei gol. Cofone secondo me sarà un giocatore importante perché è qualitativo, ma il premio Paliaga perché lo conosco e so che ha veramente tanta qualità. Se c'è non c'è, cambia tanto. Beh, io mi sento di votare Gerco perché è in uscita, rientra e fa questo bellissimo gol, e poi perché comunque è un giocatore che sta dando molto a River Flaibano, effettivamente. A me piace tanto questo di Paliaga, però quello di Gerco mi piace tantissimo, metto Gerco. Gerco 2, Barbieri? Gerco 3. Gerco del River Flaibano, miglior gol, supera Cofone, Paliaga e anche le stelle del Dea con Di Melfi. Quel gol che avete mostrato prima, regia, di Dall'Ozzo, è molto bello. Ecco, facciamolo vedere, si riesce a intuire insomma con le immagini che ci hanno fatto arrivare. È il gol del 2-2 all'ultimo respiro della San Giorgina. È un gol pesante contro la Gemonese ed arriva dal mercato, quindi il mercato di dicembre, Dall'Ozzo subito decisivo, e poi vi chiedo qual è il movimento di mercato più importante. Vediamo cosa c'è sotto l'albero, alcuni nomi, non tutti ma alcuni nomi, visto che abbiamo un direttore sportivo. Abbiamo Alcantara al chiosco, Radin al Codroipo, Zufferli che è andato dal centro sedia in promozione all'1,91, l'1,91 ne abbiamo parlato con la tripletta di Nardi, no? Quindi ritorna Zufferli. Commisso va alla Profagania, un giocatore che cambia spesso maglia. Bertoli ce l'ha già detto Zanutti. Da direttore sportivo qual è il movimento di Natale più interessante? Allora, sono bei movimenti, sicuramente Alcantara lo conosciamo tutti, se è integro può dare tanto, dipende da qual è il suo stato fisico attuale. Commisso cambia spesso perché a dicembre cambia, a parte un anno con Max Rossi, il resto ha sempre cambiato maglia, è un buon giocatore, a Flaibano sicuramente aveva fatto bene. E io comunque mi sento di dire, perché lo conosco, l'ho voluto a Codroipo
è in stato di forma ottimo e va con una gran voglia a Monfalcone. Pier Bertoli, secondo me, per il Monfalcone sarà un ottimo acquisto. Dea? Sono d'accordo, perché non avrà tutto il peso dell'attacco sulle sue spalle e quindi può fare veramente molto bene. Concordo. Può essere, sì, questa lettura. Beh, ce lo dirà Andrea Zanutti, ma prima il tema di Tomei, tra mercato e valutazioni sul campionato e insomma, visto che aveva 2 allenatori importanti, il mister ha approfittato. Sentiamo. Ciao Massimo, un saluto ai tuoi ospiti e a chi ci segue da casa. Mi permetti di fare complimenti ai mister in studio, Zanutti per continuità di risultati che sta avendo e Barbieri per la risalita vertiginosa che sta facendo fare alla sua squadra. Il tema della settimana è tutti insieme appassionatamente. Cari colleghi, siamo le solite, un bel gruppetto di 5 squadre mano nella mano, sperando che la prossima domenica l'una o l'altra perda per avere l'illusione di un aggancio alla vetta. Ma fino a quando una delle prime 5 non farà un passo importante in termini di investimenti, con l'innesto di almeno 2 giocatori di categoria superiore, continuerà ad essere solo esclusivamente un'illusione. Alla fine ci troveremo a dire che per quelle che non vinceranno il campionato mancava sempre un passo per arrivare a Roma e vedere il Papa. Come lo scorso anno è un campionato che si vincerà o perderà per 1 o 2 punti e il treno della D, anche se impegnativo, non passa tutti i giorni. Ma visto che in studio abbiamo 2 allenatori che io reputo tra i migliori ed esperti della regione, chiediamo a loro l'importanza che danno nel dichiarare i propri obiettivi. Io credo che le dichiarazioni ambigue o imprecise alla lunga generano confusione e incomprensioni che influiscono negativamente sugli obiettivi da raggiungere. Quindi Massimo, tutti insieme appassionatamente a gustarci un altro campionato molto equilibrato, dove a vincere potrebbe essere anche quest'anno la scaramanzia. Un saluto a tutti e alla prossima. Un tema caro al mister e partiamo da Zanutti. Cosa risponde? Cosa rispondo? La settimana scorsa ho sentito che ha dichiarato che io avrei detto che non voglio vincere il campionato. Quando ho detto una cosa del genere, io non me la ricordo, ma non l'ho mai detta. Si parlava di obiettivi e confermo un'altra volta il mio modo di pensare di essere quello che è la realtà. All'inizio dell'anno, quando siamo partiti, l'UFM aveva l'obiettivo di vincere il campionato? No, perché sennò mi prendevano, mi portavano in qualche saga paesana con una bottiglia di vino, ma io, visto che non sono questo, e dico le cose come sono. In questo momento, se mi viene a dire qual è l'obiettivo del Monfalcone, l'obiettivo del Monfalcone è vincere tutte le partite, punto. Ma come è l'obiettivo di Barbieri, come sarà l'obiettivo di Dennis, di chiunque allenatore. Poi stiamo parlando, qua la Serie D passa, scusa se ti porto via 5 secondi, passa come una cosa semplice, ma la Serie D è tanta roba, ragazzi, cioè, è un altro mondo, è un'altra vita. Però non dirlo a uno che l'ha fatta un po' di anni. Sì, ma l'ho fatta anch'io. Sì, però stai parlando a uno che la sa cos'è la Serie D. No, non sto parlando a lui, sto parlando in generale, non è che mi rivolgo a lui, sto parlando in generale. Cioè, stiamo parlando di un campionato che è un altro mondo per impegno economico, organizzativo e di tutto un insieme di cose. Quindi è logico che una società, un gruppo, prima di fare un passo come questo ci pensa non 1, non 2, non 3, non 10, non 5 ma 10 volte. Io e Dennis, che qua è con me, io e lui ci siamo salvati, lui fece 19 gol quell'anno lì, non pochi, e ci siamo trovati nel giro di 5 giorni passare dalla D salvezza senza play out alla terza categoria. Quindi. Ma sei d'accordo quando dice che per vincere è il momento di intervenire sul mercato? Ma dipende sempre, cioè io in questo momento noi siamo allora io parlo per la mia squadra, non posso parlare né per l'LME né per il Tamai, che non è stato detto ma sta facendo un campionato stratosferico assieme alla Juventina, a tutte queste tipi di squadre qua. Cioè noi siamo intervenuti dove abbiamo ritenuto per capacità economica della società,
ma anche per visione, per quello che ci serviva, siamo intervenuti dove ci si è creata una possibilità. Bertoli è un ragazzo di Monfalcone, della zona limitrofe, che ci teneva tantissimo a venire da noi, e noi abbiamo voluto prenderlo perché si è creata la situazione giusta, ma altrimenti se non c'era Bertoli in questo momento non facevamo nulla. È lì il tema, cioè se uno vuol ti riporto Tomè, certo, no? Se uno vuol vincere non può dire non faccio nulla nel suo ragionamento. Ma nel suo ragionamento, però certo, poi ci sono le tasche del Presidente che bisogna arrivare a fine mese a tirare fuori i soldi. E lui gli sta facendo un gran lavoro, tra l'altro. Risponde Barbieri. Ma io, a livello di obiettivi, io l'ho detto la prima partita che abbiamo disputato a Pordenone, eravamo a 9 punti dalla seconda e a 12 dall'UFM, e io ho detto l'obiettivo è quello di puntare al secondo posto. E poi anche Pataro è molto chiaro, no? Anche sì, il Press ha le idee chiare, è ambizioso, però come ha detto il mister, la Serie D è un'altra cosa, cioè ragazzi... Però l'LME vuol fare ancora mercato per vincere? No. No? No. Neanche un pensiero? Valenta non ci provi, lo giuri, 100%? Non ci proverete? No, assolutamente, non c'è, te lo smentisco proprio categoricamente. Ok, ci dai la notizia, perfetto. Ripeto, noi staremo così, però il messaggio che io ho dato anche ai ragazzi è quello di fare il massimo, vincere le partite, però l'obiettivo a 12 punti è difficile dire arriviamo primi, però a 9 con 26 partite ho detto proviamoci, bisogna star lì su quell'obiettivo lì, perché è normale avere un obiettivo, se non si giochi senza obiettivi non ha senso. C'è qualcuno che vuole dare... No, Tomei, che mi è molto simpatico, ma è un gran provocatore, no? Ovviamente, ha già fatto un passo avanti, perché l'anno scorso che io ero a Codroipo parlava di Coppa Chiosco, adesso non l'ha detto, quindi già un passo avanti l'ha fatto. Il problema qual è? È quello che dicevano loro. Però io non voglio difendere Ermanno, ma attenzione, che ha detto delle cose a inizio stagione che voglio vedere cosa succederà, che e anche prima ne becca un po'. Ma sto dicendo in maniera simpatica adesso, a parte gli scherzi, lui è un provocatore, ma lo fa con senso, però la realtà è questa, è che lo scorso anno, parliamoci chiaro, chi è che voleva andare in Serie D? Quest'anno ma lui adesso vorrà andare direttamente ma infatti, voglio dire, quest'anno invece io trovo che ci sono società che si dichiarano, però poi alla fine non è che basta dichiararsi, dopo bisogna farlo. Lui se l'è costruita la dichiarazione lavorando. Ma voglio dire, oggi abbiamo Monfalcone, la Varian Mortean, Tamai, che sono società che non è che si spaventino sul fatto di dire possiamo anche andare in Serie D. L'anno scorso non era esattamente così. Ok. Questo. Va bene. Quindi mercato, abbiamo avuto Bertoli, l'LME resta fermo, quindi questi sono... E poi abbiamo fatto un riepilogo minimo di alcune mosse. Dea, ti vedevo perplesso, dovevi dire qualcosa? No. Ok. Sto pensando a quello che ha detto Ermanno, che io sono stato campione del mondo di andare a Roma e non vedere il Papa l'anno scorso. Vabbè, no. Hai visto il Papa però, ogni tanto, insomma, dai, nel tuo percorso di calcio. Sì, dai, è una battuta. Dai. Ecco, allora, a proposito di giocatori, per vincere, per fare bene, andiamo adesso a parlare con le nomination, scegliamo il miglior giocatore. Sì, gliel'ha alzata però, gol pesante, bella partita, prima sconfitta dell'Azzurra, 7 punti per il Corva, e comunque Liberato è un giocatore interessante, mi è piaciuto, però il gioco di terzo tempo è sentire gli ospiti. Dea, sai che qua è la postazione pericolosa per le nomination? Allora io tra l'altro Libero l'ho anche allenato, quindi mi fa piacere vederlo lì, però io sono combattuto perché per me
partita di Pratolino, la partita di Tosolini è stata di un livello alto. Sai come si faceva una volta? 8 più a Pratolino, perché ha giocato un sacco di tempo in 10 e ha dovuto veramente fare certe volte un super lavoro, quindi per me la partita di Pratolino di domenica è stata da miglior giocatore. Fabbro? Aldea riesce bene il ruolo di Simone Fornasiere, che così contesta quello che tu dici. No, Liberati ha fatto veramente, l'avevo già visto l'altro giorno, domenica, delle grandi giocate e quindi merita, però sfonda una porta aperta, perché ho parlato prima di Pratolino, per me ha fatto una gara comunque immensa e quindi merita Pratolino, secondo me, il titolo. Sì, no, condivido anche io, avendolo visto, ma più che altro la cosa che mi ha fatto piacere è vedere la differenza del Pratolino che mi ricordavo io, l'avevo visto in questi anni ovviamente, però quello che mi è piaciuto di più è il fatto che si prende responsabilità, parla, fa il leader difensivo, non è solo la prestazione in sé che è bene, è il fatto che si tira dietro anche gli altri, io ad avere giocatori così... Mi avete convinto, dai. Ok. Switcho. Pratolino miglior giocatore. Ti ricordi che io ti abbiamo parlato anche però di un altro giocatore, Maringo del Fagagna? Grandissima sorpresa, un giocatore preso... Fa un bel gol, Fagagna vince una partita importante. Le prestazioni che sta facendo Marigo, perché Marigo sta facendo grandi prestazioni. No, perché nell'eccellenza che cerca attaccanti, Pagnucco ci ha creduto, è una scommessa e piano piano... Diciamo che a un certo punto ha dovuto giocare, perché insomma si è fatto male Cassì, però sta facendo veramente il suo e anche di più, perché... veramente un giocatore che mi ha sorpreso, io lo conoscevo poco, ma un giocatore, un guerriero, di testa le prende tutte, è un combattente, veramente complimenti a quello che sta facendo. Abbiamo i due allenatori migliori del momento, no? Tu hai già vinto il nostro premio, io avevo detto che se battevi l'UFM andavi di diritto, quindi aspetta ancora un po', dai, perché ho un'altra idea stasera, ho un'altra proposta, e difficilmente mi farete cambiare idea, a meno che non siete convincenti come su Pratolino. Miglior allenatore. Chi ha altre proposte parli ora o taccia per sempre. Io una ce l'ho, Vai. La Juventina si sta facendo veramente bene, io ho sentito qualcuno, me ne stanno parlando bene, ma al di là della persona, che è una persona per bene, competente, ma quello che noto è anche che la crescita della squadra, al di là del valore della rosa che sicuramente c'è, però stanno facendo bene anche perché sono cresciuti, quindi insomma un puntino glielo darei. È giusto. Cosa c'è? Altri? Beh, io sono d'accordo. Anch'io. Sono d'accordo anch'io. Tra l'altro, ma non siete corretti però, tutti d'accordo. Cioè tutti contro di me. Cos'è? Non bastava da Fornasiere da solo a tutti. Cioè, però guardate che Caifa è un bravissimo numeri importantissimi. Sta facendo numeri, ha cambiato, è andato a San Giovanni, la squadra, cioè guardiamo anche queste storie. Se ci bocci va bene, Io vorrei bocciarvi, è chiaro che però... Comandi tu qua. Sono 10 partite la Juventina che non perde. Hai fatto una sconfitta in tuo campionato. Non è male. Poi 15 sono a cena con Visi, deve pagarmi anche il gin tonic, quindi non posso non dirlo. Se lo dite tutti, devo farlo. Ma io sono molto... Ma non potete, scusate, dare... Visintin è un grande nome del nostro calcio. Sicuramente avete detto la Juventina che sarà protagonista. Tastiamolo tra un po'. Cioè diamo... Però se mi permetti... Ha battuto il Fontana Fredda, sì, no, comunque ci sta. Ha vinto 4-0 in Coppa. Cioè la Coppa è fuori dal gioco. Ho capito, però il periodo suo adesso è importante. Va bene. Allora, vedremo i risultati. Io però... Caifa, mi dispiace proprio abbandonare. Però Visintin io l'ho conosciuto quando è arrivato per la prima volta a fare il secondo a Rive Flaibano di Sante Bernardo. Quindi due persone ottime.
con cui ho lavorato veramente bene, e io dico la crescita di Visintin premio, perché effettivamente da secondo ha fatto un percorso. Ma voi state premiando già il miglior allenatore del mese, guardiamo domenica, comunque. Ma ci sta, i numeri sono anche dalla parte del mister, cioè indubbiamente. Se ci mettiamo anche il mercoledì. Se ci bocci accettiamo. E non posso bocciare 4 contro 1, sarebbe allora non chiamo più nessuno e faccio la trasmissione. Ma tu in certi momenti devi prendere anche le tue non sono così esagerato, quindi Caifa lo richiamerò a momento debito. Mister, perdonami, ma abbiamo degli ospiti importanti che devo seguire nel consiglio. Visintin miglior allenatore, miglior squadra. Qua l'ex Godes cosa dice? Io non posso parlare, anzi sono felice che si stanno tirando fuori un po' da una situazione difficile, non ti posso dire di no su questa. Fabro? Stavolta mi trovi d'accordo. È arrivato il secondo di Sandrini, sta facendo bene. A posto. Sistiana comunque... Tutti con le orecchie basse. No, Sistiana insomma era in una situazione difficile. Certo. Sapete, l'abbiamo scritto oggi, ci sono 11 squadre senza vittorie in tutti i campionati regionali, questo è un tema che torna all'eccellenza, le squadre come Chiarbola, Fontanafredda che non hanno ancora vinto. È un macigno pesante, adesso entriamo a dicembre e il Sistiana era tra queste, adesso si è risollevata, resta la crisi evidente del Maniago Vajont. Va bene, miglior squadra Sistiana Sesia, andiamo a chiudere la nostra puntata a proposito di squadra, vittoria importante di squadra del San Luigi, vado a chiudere stasera con la Serie D, ho capovolto un po' la scaletta. Stasera alle 19:30 è stato nostro ospite Riccardo Pinzi, uno degli elementi di questo San Luigi che vince una gara importante. Sentiamo. Si portano a casa i 3 punti dopo 5 partite senza vittorie, con difficoltà, con 4 sconfitte nelle ultime 5. Gli applausi del pubblico sono più che meritati. Grande match, riparte da qui il San Lu. Quanto vale questa vittoria per voi? Tantissimo, non solo per i 3 punti, anche per i 3 punti, anche perché le altre avevano vinto tutte. Treviso perso, Challenge perso, avevano vinto tutte quelle sotto, no? E quindi era fondamentale sia da quel punto di vista, ma soprattutto dal morale. 13 punti, sono tanti o pochi? Adesso abbastanza pochi, potevamo avere qualcosina in più. Sentivi la responsabilità di essere un giocatore che doveva essere un valore per questa squadra? Sì, assolutamente. Io sono uno di quelli che qua deve fare la differenza, deve aiutare la squadra al risultato. Peccato che mi sta mancando il gol, quindi quest'anno deve essere un rilancio, diciamo. Devo rilanciarmi dopo la brutta annata sfortunata anche dell'anno scorso. Quindi vedi San Luigi come un'occasione, no? Che stai sfruttando però. Un'occasione, no? Per entrambi. Possiamo chiudere dicendo che però questa è forse la vittoria più importante della stagione o no? Cioè a livello di risultato sicuramente, a livello proprio di importanza, di peso dei 3 punti, questa sì, se la gioca con quella del Calvino Ale quando abbiamo vinto in casa 1-0. Comunque un altro scontro diretto. E se per il San Luigi questa è una vittoria importante, io adesso vi devo chiedere se quella del Cernis Muzzane è una sconfitta pesante. Torniamo un attimo con questo spunto sulla sconfitta a Merano. Quanto sale il rimpianto per la concomitante sconfitta del Treviso? Degli altri non è che mi interessa tanto. A Zironelli non interessa del Treviso, ma la classifica sì, perché alla vigilia si pensava potesse essere un turno chiave. Poi domenica, adesso ti dico, faccio una previsione, che verrò smentito come sempre, domenica il Treviso va a Conegliano, derby importante, Conegliano ha cambiato allenatore, ha un'ottima squadra, non merita i punti che ha in classifica e sono sicuro che il Treviso ce l'avrà molto dura. Charlis va in casa dell'ultima in classifica, bisogna andare a vincere, quindi si potrebbe anche accorciare questa classifica. Il Cernis Muzzane non accorcia, non approfitta e per chi vuole vincere il campionato è un passo falso.
Capito Fabio? Sei entrato in un gruppo di opinionisti che vede molto avanti, no? Franzo è uno storico di tutto il campo. Allora, giro le opinioni per chiudere questa puntata. Non gli diamo un peso d'apertura di trasmissione, però un passaggio lo facciamo. E per chi vuole vincere il campionato è un passo falso, sì, e se sì, quanto grave. Domenica è passato in sordina, io non sono assolutamente d'accordo, per me tornando al servizio bisogna guardare al Treviso e bisogna, come ha detto Franzo, accorciare la classifica. Godeas. Che sia grave è grave, soltanto perché obiettivamente le due squadre in campo, se conta qualcosa il roster che ti proponi, il Ciarlins è molto più forte di chi è andato ad affrontare, quello ha la grande difficoltà di andare a spiegare come mai, perché anche da quello che so non è stata neanche una grandissima prestazione. No. Quella è la cosa che secondo me è storia più bellissima grave. Quella dell'attaccante Paul Michel. Bellissima, però sai che, alla Malga... ho letto, però il discorso di fondo è che il Ciarlins, che ovviamente insomma, è l'ennesimo anno che insomma, dichiara ampiamente di avere quell'obiettivo, perdere questo tipo di partite qua è dura. Perché Paul Michel alla Malga, tu hai preso Aliou, che è fortissimo, e non alla Malga, e non devi perdere con l'ultima in classifica. Scusate se esco con questa battuta, però ogni tanto queste storie ti fanno riflettere, no? Fabro? È inaspettata perché tutto faceva pensare, come diceva prima, sul fatto che il Ciarlins avrebbe potuto recuperare punti. Allora, non sarà tutto, va bene, il Treviso ha perso, però in realtà non puoi andare dall'ultima in classifica e non vincere, soprattutto con le premesse che c'erano. Questo sì, poi che sia decisivo no. No, ecco, decisivo no. Dea, grave sì. Grave, indubbiamente. Ribaltiamola un po', diciamo meno male che ha perso il Treviso. Vero. Giriamola così, dai, indoriamo la pillola, perché insomma è una brutta sconfitta. Chiaro che potevi accorciare, ma se vinceva il Treviso era catastrofica la sconfitta. Così diciamo che meno male che ha perso il Treviso. Sì. Chiudiamo con voi due che siete stati grandi protagonisti stasera. Allora, secondo me la squadra che vuole vincere o vuole arrivare in fondo, certe partite prova a vincerle ma non le perde. In un'economia di Serie D anche il punto lo porto a casa, anche se non sono una super giornata, magari loro l'hanno buttata un po' sulla guerriglia, sulle seconde palle, con le loro caratteristiche, tu porti a casa lo 0-0 e muovi la classifica. Posso aggiungere una cosa? Da grande squadra, dico io. Certo. Avete visto come ha risposto Zeronelli? Che capisco, sei arrabbiato a fine partita. Io a fine partita farei molto di peggio, no? Però... Ma come fai a non essere arrabbiato? Dai, ci sta, su. La sua risposta ci sta tutta la vita, dai. Ho capito, ma... non te l'aspettavi, è chiaro che non te l'aspettavi. Se siamo nel mondo dei grandi dettagli, che guardiamo tutto, anche quel momento di stizza lì per me è un dettaglio. Sulla domanda e come risponde. Ma ti fa capire la gravità della sconfitta, dai. Ok. Zanutti? Sì, sono d'accordo, però guardo il bicchiere mezzo pieno e dove sono rimasto a 6 punti, andare a 9 poteva essere veramente, considerando poi e conoscendo la piazza di Treviso e cosa significa là, averli a 9 punti poteva diventare decisivo a dicembre abbastanza complicato. Sì. Va bene, mister, devo dire stasera eri molto in forma, hai dominato in trasmissione. Ed io mi sto trattenendo in questo periodo. Grazie a tutti e due per essere stati con noi in questa puntata, secondo me una puntata importante con due allenatori importanti. Mi è piaciuto come insieme, anche grazie ai miei ospiti, siamo riusciti a raccontare una bella sfida del calcio dilettanti. Complimenti ad Andrea Zanutti, complimenti a mister Andrea Barbieri, grazie a Denis Godeas, grazie a Stefano Fabbro, Stefano D'Agostini. Grazie, buonasera. E adesso vi lascio con le storie dei dilettanti. Stasera, a proposito di Serie D, torniamo indietro perché sapete io ho iniziato e con stasera si chiude il ciclo carnico, torniamo ai tempi anche quando Tolmezzo frequentò la Serie D e abbiamo chiuso questa serie di interviste con un proposito. Stasera avevamo due allenatori importanti, con l'allenatore simbolo
del calcio in Carnia, Enzo Zearo. Quindi vi lascio alla sua intervista, alla nostra storia dilettanti. Grazie a Francesco Zilli e Pietro Piccini in regia. Buona visione, ciao. Nato il 27 giugno 1955 a Tolmezzo, per parlare bene della storia del Tolmezzo e per entrare proprio in questo ciclo di interviste dedicate al mondo della Carnia, siamo nel posto ideale perché siamo all'albergo ristorante Roma in pieno centro a Tolmezzo e siamo con Enzo Zearo. Ciao Enzo. Buongiorno. Un po' di storia ne abbiamo da raccontare, no? Qualche anno l'abbiamo fatto. Qualche bell'anno. Da giocatore e da allenatore. Enzo ha scritto pagine fondamentali della storia del Tolmezzo. Io direi di partire da questa foto. Siamo a inizi anni 70, campionato 71-72, il Tolmezzo è in terza categoria. Cosa ti viene in mente guardando questa foto? Mi viene in mente, vedo diversi giovani in questa formazione, eravamo partiti col settore giovanile e quindi siamo andati in parecchi in prima squadra. Abbiamo iniziato, diciamo, la scalata che ci ha portato nel giro di 4 anni in quarta serie. Questo è incredibile, cioè in questo momento il Tolmezzo è in terza e parte, arriva fino a quella che era la categoria interregionale. In quegli anni lì, insomma, si sentiva di essere una categoria importante, no? Beh, certo. Valeva tanto. Dove siamo oggi era un po' il fulcro della comunità. È il fulcro, no? Oserei dire, qui è iniziata la rinascita del Tolmezzo dalla terza categoria, con il presidente, lì hai la foto, sì. Giuseppe Goi. E lì siamo partiti e devo dire che abbiamo fatto un buon percorso. E questa foto? No, questa è una foto di quarta serie scattata a Montebelluna. Foto iconica, no? Perché bianco e nero, una foto, adesso non ricordo l'anno perfettamente comunque. Però siamo in interregionale, Serie D. Serie D. Serie D, Enzo Zearo dov'è? Questo. Beh, insomma, hai il fisico Enzo, eh? Sì. Soprattutto era più giovane. Che giocatore eri? Ma diciamo io il mio ruolo, sono partito come terzino di spinta, si diceva, e poi viste le mie qualità un allenatore mi ha schierato come stopper. O difensore centrale si dice adesso, ma sì. Allora si diceva stopper. Diciamo che ero abbastanza ruvido nel contatto, nella marcatura, ma a detta di altri comunque avevo una buona tecnica individuale. E quella squadra lì, che squadra era? Questa è una buona squadra, indubbiamente. Da allenatore come me la racconteresti? Da allenatore ti potrei dire che probabilmente ci mancava qualcosa a livello di rosa per fare un buon campionato, un campionato migliore. Adesso non ricordo il piazzamento perché sono passati molti anni. Non importa. Ma comunque già il fatto di ottenere la salvezza anticipata, insomma, per noi era una vittoria. Noi che ci allenavamo la sera, eravamo nei semiprofessionisti, non so se quella volta la Serie D era semi-pro, e noi ci allenavamo la sera e poi capire temperature e via dicendo, problemi. Quindi già la salvezza per noi era un obiettivo importante. Giocavate nel vecchio campo, no? Fratelli Ermanno? No? Fino alla prima categoria abbiamo giocato nel vecchio campo. Dall'eccellenza in poi, il primo anno in Ponzo, perché lavoravano sul campo nuovo di Tolmezzo e poi sul campo nuovo di Tolmezzo. Anni d'oro per la Carnia, per Tolmezzo. Mi fai qualche nome di questa? Sì, allora. Qualcuno, non servono tutti. Ma questo è il capitano, Menegon. Centroavanti, Braida. Centrocampista, Pannuti Angelo. Questo è un centrocampista di San Daniele, Rive d'Arcano, Nello Campana. Questo arrivava dalla Serie C in Toscana. Questo è Iesse, giocatore dell'Udinese, del Trento. Tonutti, il portiere. Questo sono io, Giorgiutti. Questo è Lazzaro, Elia. Questo è Guido d'Orlando, ne abbiamo parlato, quello che abbiamo fatto il percorso insieme. E questo secondo me è il giocatore più bravo che è stato a Tolmezzo, Fabrizio Di Lena, che purtroppo è mancato anni fa. Tu poi vai ad Aviano anche nella tua storia da giocatore. Sì, mi sono voluto togliere uno sfizio per provare a cambiare società. Non è stata un'annata
fortunata per me, in quanto mi sono fatto male, quindi non ho potuto giocare quasi tutto il girone di ritorno. Mi dispiace perché dirigenti e presidente meritavano ben altro da me. Aviano era una piazza importante. Era una piazza importante, tempo, no? in quei momenti lì era una piazza importante. Certo. Ecco, qua da Roma noi stiamo raccontando un po' di personaggi della carriera, siamo partiti parlando di Damiani, abbiamo parlato con Stefano Blanzan, con Massimo Rella. Il Tolmezzo ha una bellissima storia, fatta di tanti giocatori, la Carni ha tantissimi giocatori, si potrebbe scegliere di raccontarne tanti. Poi però Enzo, ovviamente il percorso regionale sposta l'attenzione magari da chi ha fatto più Carnico, ad esempio, tu poi arriverai anche nel Carnico, ma io voglio restare nel concetto di essere a Tolmezzo nel campionato regionale. Quanto ha significato rappresentare il calcio, soprattutto in quegli anni, come era vissuto? Ma come allenatore? Come dico, l'ambiente Tolmezzo, in quegli anni lì, essere in D, essere nel calcio importante, come era Tolmezzo in quegli anni? Beh, c'era molta passione, c'era molto interesse, adesso una squadra che non aveva mai giocato in Serie D, quindi era una novità assoluta. Il seguito ogni tanto ci lamentavamo per il pubblico, però io ho delle foto e vedo che insomma eravamo abbastanza seguiti. Ecco. Comunque, dicevo, insomma, Tolmezzo è diventata una squadra simbolica, no? Per questo territorio, ovviamente, che si divide con il grande interesse che ha il campionato carnico. Tu poi diventi anche allenatore e credo che quel Tolmezzo che hai portato in eccellenza resta un bellissimo momento. Quello è un ricordo indelebile, in quanto l'eccellenza a Tolmezzo mancava da molti anni, adesso non ricordo quanti anni, ma molti. Ma soprattutto perché era una squadra composta da tutti giocatori carnici, quindi c'era un senso di appartenenza grandissimo. E difatti riuscimmo a vincere lo spareggio, andare in eccellenza, e l'anno dopo, sempre con la stessa rosa quasi, ci classificammo al 4° posto in eccellenza, disputando un campionato veramente all'altezza della situazione. Quegli anni lì poi mantenere l'eccellenza era un valore, tu l'hai portata, l'hai tenuta, anche negli anni, pochi anni fa, una decina di anni fa hai salvato il Tolmezzo ad esempio, no? Sì, lì è stato un momentino, ho allenato un mese e mezzo. Eri rientrato, no? Ho dovuto rientrare per forza di cause maggiori. E ho vinto uno spareggio per salvarmi, è andata bene. Siglò Gregorutti, lo ricordo. Esatto. Un tema, ma questo territorio, secondo te, cosa manca per tornare in una categoria come la D? Cioè, non ci sarebbero le caratteristiche per provare un giorno di nuovo a impostare qualcosa di simile? Beh, servirebbe cominciare da sotto. Non dico ristrutturando il settore giovanile, perché il Tolmezzo ha comunque un buon settore giovanile. Però il trappasso fra settore giovanile e prima squadra è sempre un pochino difficoltoso. Probabilmente manca qualcosa in questo settore. E poi chiaramente per disputare una quarta serie tu sai benissimo che economicamente devi avere disponibilità, perché altrimenti... No, già l'eccellenza è ottima, però sai... Secondo me l'eccellenza è la categoria giusta per il Tolmezzo. Provavo a immaginare, visto il passato, visto anche il territorio e quello che c'è. Senti Enzo, io resterei sull'allenatore adesso, parliamo un po' dell'allenatore. Che allenatore eri? Mi dicevano che ero un difensivista, badavo molto a non prendere gol, anche perché potevo disporre, tu prima hai fatto il nome di Blanzan, o Damiani, di punte che il golletto lo facevano sempre. Quindi l'importante era non subire, e la vittoria riuscivamo quasi sempre a portarla a casa, a portarla in porto. Che calcio era quello che hai vissuto? Era un calcio differente, un calcio, se paragonato a quello di oggi, allora c'era meno velocità sicuramente. I centrocampisti, per farti un esempio, avevano un raggio di azione molto più ampio di adesso, cioè il pressing non esisteva. Un centrocampista allora poteva pensare il tipo di passaggio che doveva fare. C'erano centrocampisti con molta fantasia, quindi
Mentre adesso c'è questo pressing che veramente è una cosa... È diverso, è più presente, no? Un'altra differenza sostanziale era sui difensori. Secondo me una volta i difensori erano molto più forti di quelli di adesso, perché vedo le partite in eccellenza, io seguo il Tolmezzo, e vedo che ci sono delle difese veramente ballerine. È vero. Che allenatore hai apprezzato e che giocatore hai apprezzato nei dilettanti particolarmente? Ma allenatore adesso mi cogli, non mi viene... Un giocatore ho apprezzato un mio giocatore moltissimo, che ne ho apprezzati molti, Sì, ma faccio un nome perché Blanzan sicuramente, perché era l'uomo squadra. Ok, una partita indimenticabile, me la racconti? Guarda, una partita indimenticabile non è legata a promozione, eccellenza, quarta serie, ma alla terza categoria. Eravamo su un campo difficile e ci giocavamo la promozione in seconda categoria. Avevo fatto una partita fino a quel momento pessima, contestato da alcuni tifosi del Tolmezzo, varcato la linea del centrocampo, ho preso la palla, volevo fare un cross per i miei compagni perché era la fine della partita e mi è uscita fuori una parabola che è andata sotto il 7. Vinto 1-0 e strada così aperta per la seconda categoria. Un aneddoto ricorrente, un ricordo ricorrente quando vi trovate a Tolmezzo? Guarda, qui mi prendono ancora in giro per un fatto, no? Te lo racconto perché esordio in Serie D per il Tolmezzo, quindi prima assoluta andiamo a giocare a Belluno. Belluno, squadra retrocessa dalla Serie C, uno squadrone, quindi papabile per tornare in Serie C, per vincere il campionato. Fine primo tempo 0-0, entriamo negli spogliatoi, il mister dice qualcosa, mi guarda e io esco con questa battuta, ma mister, è tutta qui la quarta serie. La partita finisce 4-0 per il Belluno. Però avevo visto lungo, perché il Belluno alla fine è arrivato dietro di noi in classifica e si è salvato le ultime giornate, quindi non avevo tutti i torti. È vero. Tu quando hai capito di poter fare allenatore? No, io ho cominciato a farlo per caso, perché mi aveva chiamato la Stella Azzurra per fare il giocatore. Io ho ringraziato, ma non mi sentivo più di giocare, avevo smesso, avevo peso le scarpe al chiodo, e un dirigente, Ottavio Marghetti, che poi mi ha seguito anche a Tolmezzo, mi ha chiesto, ma fai l'allenatore? Al che ci ho pensato un po', ho detto proviamo. Devo dire, ho cominciato dal Carnico, dalla terza categoria, e sono andato con la Stella Azzurra. E da lì poi? E lì ho fatto un crescendo con la Stella Azzurra, purtroppo non abbiamo vinto il campionato di prima, siamo arrivati secondi, poi sono andato al Cedarchis e sono rientrato poi a Tolmezzo. Nel Carnico ne hai vinti quanti? 5. Vincere nel Carnico e fare il percorso nel regionale, che differenza è stato? C'è una differenza sostanziale. Okay. Quando sono passato dal Carnico, con tutto il rispetto, al regionale, cioè non riuscivo a capire bene i movimenti dei giocatori, un'altra velocità, un altro ritmo. Anche se poi quelle vittorie nel Carnico sono bellissime. Soddisfazioni grandissime, anche perché sono riuscito a vincere dove non avevano mai vinto, col Campagnolo e quindi poi col Cedarchis, anche un'altra società. Cos'è stato per te il Tolmezzo? Diciamo che io, essendo di Tolmezzo e potendo giocare con il Tolmezzo, per me è stato un grande onore, anche se devo dirlo perché probabilmente avrei potuto impegnarmi di più, cioè avrei potuto dare molto di più. Sì? Diciamo che oltre al calcio avevo altri interessi. Non voglio sapere quale. No. Però... Ero giovane, avevo 19-20 anni, giocavo in prima squadra, in quarta serie, quindi... Ok, abbiamo capito Enzo, però ti volevo dire una cosa, ma al di là della tua umiltà, il disincanto anche con cui guardi al tuo percorso, insomma, però essere stato un allenatore simbolico di questo territorio fa piacere. No, fa piacere, come ti dico, io sono tolmezzino, Doc, e quindi per me è stata una grandissima soddisfazione allenare il Tolmezzo. E chiudo con la domanda che faccio a tutti, e il calcio dilettanti cos'è stato per te allora? Mi ha dato tanto, mi ha dato enormi soddisfazioni, mi ha dato. Grazie per questa chiacchierata. No, grazie a te. È stato un piacere ripercorrere una storia che è molto lunga, fatta di diversi percorsi. Ci sarebbero molto più ampia. Non ti ho chiesto, scusa, la persona, prima di salutarci, non ti ho chiesto la persona indimenticabile. Qui farei un torto
a diverse persone facendo un nome, anche perché sono mancati diversi miei amici e dirigenti sostenitori del Tolmezzo. Faccio un nome che ti ho fatto prima perché mi ha seguito dalla Stella Azzurra poi a Tolmezzo, che non è di Tolmezzo ma è di Gemona, Ottavio Marchetti, che oltre che a darmi una mano per me era un grandissimo amico. Grazie ancora. Grazie a voi.